Torneremo indietro nel tempo. Io a 6 anni ero su con mia mamma a cogliere io sotto all'albero. E non era il divertimento della domenica, a volte si lavorava anche. 45 giorni. E da fine video, brindisi e tanta allegria, ma iniziamo! Amici di Bella Sicilia, buongiorno a tutti! Buongiorno, Bella Sicilia, buongiorno! Oggi scacciamo a lì. Come una volta, ai tempi vecchi. Il tutto con un'antica pietra, come ci mostra il signor Filippo. Da questa pietra non so quanti anni ha, l'ha scolpita mio nonno. Ma come siamo organizzati oggi? Mia moglie scaccia e io le un ozzo. E tutto questo ascoltati da quanti anni? Io ho 76 anni che scaccia a lì. Ci stai da 40 anni sicuro. E tra un passaggio e un altro, desideri e auspici per il futuro. Che preghiamo che vi sono sta gioventù d'oggi. Tutti questi passi. Speriamo che continuino. E non mancheranno anche tristi consapevolezze. La gioventù non ne vuole. Non ne vuole questo travaglio. E finiremo con i calici in alto di questo prezioso elisir della terra. Dice un quarto di litro, un bicchiere, 2 bicchieri, anche mezzo litro. Bere con moderatezza fa sempre bene. Un bello bicchiere. Ho fatto il pane. A 12 anni? Sì, ho cotto il forno e mia mamma dice oggi, era mia mamma, se tu oggi mi bruci il pane, sono guai per te. E ho fatto un pane, Perfetto. una cosa spettacolare. Ma facciamo un passo indietro, ripercorriamo tutto il procedimento in questo grande nuovo video di Bella Sicilia. È un coso che piace, Ma non è scacciato. perché non finisce mai di fare. E dopo averle denocciolate, qual è il prossimo passaggio? Mettere dall'acqua. Quindi si aggiunge l'acqua. Sì, acqua abbondante. A temperatura ambiente, sempre. Cosa ne pensate, amici di Bella Sicilia, di queste immagini che state vedendo? Delle tradizioni della nostra terra? Lasciatelo scritto nei commenti. Adesso questi già sono pronti da poterli utilizzare. Ora li condiamo con i vari ingredienti. Mettiamo un po' di sale. Mettiamo origano. Olive schiacciate e condite Sì. alla siciliana. Alla siciliana, sì. E tra un passaggio e un altro, desideri e auspici per il futuro. Che preghiamo che vi sono sta gioventù d'oggi. Tutti questi passi. Speriamo che continuino. E continuiamo con il finocchietto selvatico che non può mancare. Fateci sapere da dove ci seguite. Max ci saluta da Caserta. Ora mettiamo un pochettino di peperoncino dei 7 anni. Questo viene chiamato così, questo in genere dura 7 anni. Lo possiamo lasciare in un vaso dove li piantiamo e per 7 anni lui produce sempre lo stesso peperoncino. Non è un peperoncino piccante, è un po' un peperoncino soprattutto delle nostre zone qua, forse del messinese siciliano, dico, credo. Togliamo la parte interna, lo svuotiamo e lo mettiamo a pezzettini qua dentro. Perché questo poi ce lo possiamo mangiare, visto che non è tanto piccante. Poi chi lo preferisce anche quello piccante, ora noi lo mettiamo. Questi sono buonissimi anche i ripieni. Sì, Ripiene, fatte in padella. anche i ripieni questi ci sono svariati modi per poterli fare. Canciola. Ma come si piantano? C'è la piantina Sì, oppure sì, sei? sì. Questi invece sono peperoncini quelli piccanti. Infatti ne mettiamo un pochettino meno perché altrimenti poi Quanti ricordi, ecco, della vostra infanzia, vero? Non abbiamo ricordi, ne ricordiamo, non ne scordiamo neanche. La gioventù è tutto così. Tutto. La gioventù non ne vuole. niente. Non ne vuole questo travaglio.
Sentendo questi profumi riaffiorano tutti i ricordi, quindi. Tutti Certo, i ricordi, certo, sì, sì. certo. Ok, Tutti. adesso mia mamma dà una bella mescolata, eventualmente aggiungiamo un pochettino di sale. Naturalmente chi lo preferisce qua dentro ha anche l'aglio. Questo è a sentimento, sono gusti, ognuno giustamente li condiamo a modo nostro. Quindi viene aggiunto il sale. Sì, e basta. Eventualmente poi si assaggiano, se ci vuole qualche ingrediente in più, finocchietto, origano, qualcosa in più, poi si aggiunge naturalmente. Questi ora un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che sale un pochettino, si scioglie, si ammalgama l'oliva e già sono pronte. Ma si possono già gustare Sì, così? sì, Sì, tra si una possono mezz'oretta, sì, gustare. sì, sì. Già anche Possono così si gustare. possono gustare, però aspettiamo un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che si scioglie un pochettino il sale, un'altra mescolata e già li possiamo utilizzare. Sono pronti da utilizzare. E quanti giorni si possono conservare? Questi così come sono, questa varietà li possiamo lasciare anche 8-10 giorni, perché dipende sempre dalle varietà. Quindi conservati in frigo? No, a temperatura ambiente. Se li mettiamo in frigo, anziché 8-10 giorni dureranno 15. Poi qualcuno magari li congela e qualcuno magari li mette poi sott'olio. Sott'olio naturalmente li mettiamo, se uno li deve mettere sott'olio, già si possono mettere e durano, anche un anno possono durare sott'olio. In un contenitore, in una boccia, e possono durare anche un anno così. E allora, ora faremo un po' la sintesi. Intanto in molti ci chiedono dove siamo. Ecco, noi mostriamo questo bellissimo paesaggio. Siamo in provincia di Messina. Contrada Guardate che russa, paesaggio. Contrada? Contrada russa, Russa. Gioiosa Marea, Messina. Guardate che spettacolo qui da questo luogo. Fateci sapere poi da dove ci state guardando. C'è chi ci scrive quanti ricordi di infanzia. Una volta si preparavano spesso in questo periodo ed era sempre una festa, vero? Sì. Da piccolini si iniziava già a raccogliere le olive e poi si schiacciava. A coccio in terra, tutti. Non c'erano le reti una volta. Oltre a loro, oggi abbiamo anche un testimone delle tradizioni. Se lui ci può onorare della sua presenza, signor Nino. Signor Nino, Bene. si avvicini e poi Ci parli un restate con pochettino noi perché vi della sua vi ricorderemo esperienza. come si preparano queste olive, quindi la ricetta completa. Ci parli un pochettino della sua esperienza, visto che è Signor- un veterano È un delle, piacere. delle Buon tradizioni. veterano delle Buongiorno tradizioni. amici di Bella Sicilia, è un piacere rivedervi in compagnia di tante belle persone che conosco da sempre, diciamo. Siamo un po' ancora minorenni, però ci teniamo a tramandare le tradizioni. È un po' difficile, però noi ci tentiamo tranquillamente. Oggi abbiamo qui la possibilità di vedere delle olive favolose, abbiamo una nocellara messinese o oglialora messinese, mi sembra che quella è una oglialora dell'Etna o una nocellara dell'Etna, e poi i profumi e i sapori che, se me lo consentite, più tardi verranno assaporati con questa, diciamo, dolcezza. È un seradoc fatto dalla mia associazione San Giorgio Cavalieri per le radici di Sicilia, quindi per le tradizioni, per gli usi, costumi e tradizioni della nostra bella terra. Quindi rigorosamente vino rosso. Vino rosso di 14 gradi, quindi un elisir di lunga vita. Per come diceva l'amico mio, dice un quarto di litro, un bicchiere, 2 bicchieri, anche mezzo litro. Bere con moderatezza fa sempre bene. Si accompagna sempre quindi con un buon bicchiere di vino rosso e poi anche formaggio. Perché di vino è sempre buono, io mi bevo proprio la pasta con l'olio. Un bello bicchiere. Basta che l'hai un cuore, io credo che... Allora, tra poco vi mostreremo queste castagne, ma intanto prima di andare a parlare delle castagne ricordiamo come abbiamo preparato queste olive per chi si è collegato proprio in questo momento. Queste sono le olive raccolte, bisogna scegliere le verdi. Sì, Certo. sì, naturalmente Tutto sì, verdi. Li scegliamo perché, come ho detto, sono olive biologiche, quindi sono prive di trattamenti. Scegliamo le migliori, li schiacciamo, li teniamo in ammollo con acqua, a secondo, come ripeto, della varietà, 5, 6, 7 giorni, anche 8. Questi qua per esempio impiegano molto di più per addolcire, quindi noi li mettiamo anche 8-10 giorni. E dopodiché vengono condite e possono essere già consumati.
Questi, come ripeto, già sono 5 minuti, ma fra 5 minuti già il sale si è sciolto, quindi li possiamo gustare. Filippo, facciamo vedere cosa abbiamo utilizzato per schiacciare queste olive. Sì. Nelle prossime ore il video completo, però intanto diamo un'anticipazione. Abbiamo utilizzato questa pietra, come ti ripeto, una pietra multiuso che ha scolpito mio nonno, che ho fatto vedere in un video precedente. Veniva utilizzata per tappare le bottiglie di sughero della salsa, e oggi la utilizziamo per schiacciare le olive. Abbiamo fatto vedere, questo è multiuso. Poi naturalmente dico, ancora lo facciamo anche con questa qua, però per non eventualmente schizzarsi, sporcare tante cose, ormai si utilizzano queste attrezzature moderne che vi facciamo vedere. Bene, allora noi ringraziamo tutti gli amici che oggi resteranno in nostra compagnia, perché è una giornata davvero ricca di contenuti, Adriano, vero? Tantissimi contenuti dedicati ai prodotti genuini della nostra terra. Sempre. Gustarli poi tutti insieme, Sempre. perché è bello anche la convivialità, Sì, stare sì, insieme, sì, sì. all'ombra di qualche La albero, società. e gustare delle vere eccellenze. Io Questo vi- e tanto altro oggi su Bella Vi Sicilia. volevo invece fare un'altra piccola cosa, e un attimo, allora, eccezionale, già i profumi, i sapori che si sentono, diciamo, qui a portata di mano, però oltre questo ulivo che è schiacciato, favoloso, qui davanti proprio, se guardiamo, c'è un albero di olive nere, quelle olive vengono anche trattate, messe in soppresso con gli stessi aromi e compagnia bella, e un altro aperitivo, diciamo, chiamiamolo, i nostri belli aperitivi, quale apericena di cose inutili, ma abbiamo i migliori prodotti del mondo. Quelle sono olive nere, vengono messe, diciamo, in un tinozzo di legno o anche di ceramica, con l'alloro, con l'origano, con i peperoncini, con tutti quegli aromi siciliani della nostra bella terra di Sicilia, anzi io dico, consentitemi, del continente Sicilia, perché noi siamo un continente. E poi più avanti, grazie anche all'amico Filippo, forse ve li faremo assaggiare. Saremo onorati. Intanto Filippo, oggi Sì, ci ripetiamo gli ingredienti, facciamo vedere gli ingredienti che abbiamo utilizzato nuovamente. Peperoncino di 7 anni, peperoncino piccante, finocchietto selvatico, origano, sempre delle nostre zone, e sale. E per chi vuole può E aggiungere... chi può aggiungere, naturalmente si può aggiungere anche, qualcuno mette il sedano, mette la carota, mette l'aglio, questo è a sentimento, a piacere. Noi questo è come si faceva una volta. Oggi giustamente anche noi a volte li facciamo, mettiamo il sedano, mettiamo la carota, mettiamo l'aglio, anche noi lo facciamo. Ora in genere questo era quello che si faceva una volta. E poi si aggiunge un po' di olio? No, O non c'è bisogno? assolutamente no. Quindi solamente se poi si vogliono conservare si mettono in un Assolutamente. L'olio una contenitore. volta era prezioso e si doveva risparmiare, quindi non veniva utilizzato. Quindi se si vogliono invece Veniva conservare... utilizzato solo se dovevano essere conservati, perché eventualmente magari si voleva avere qualcosa in dispensa. Allora sì, in quel caso si utilizzava, si mettevano nelle bocce, si metteva dell'olio, si tappavano e si metteva in dispensa per quando giustamente necessitavano. Bene, allora noi poi prossimamente vedremo anche di gustare le olive nere, Sì. che sono un'altra bontà, i veri sapori della Sicilia. In soppresso, va bene, e sì, diciamo, vi faremo veramente gustare i saperi e i sapori della nostra bella terra di Sicilia, e in modo particolare di Gioia Samaria. Vi offro il migliore gusto delle olive cacciate. Ma quanto sono buone! Buonissimo. Si mangiano con gli occhi? Sì. Ah, la Diciamo bellezza. che io già li ho messi in bocca e sono veramente Ne vedi un deliziosi. coccio e Laura spesso ci vede la complimenti, tira Laura. complimenti alla signora. Il marito, diciamo che forse li ha raccolti, ma la signora li ha schiacciati in maniera divina. Complimenti! Le scacciate tutte. No, ma io Una grande no, squadra. io le Una faccio grande squadra, le scacce una e grande lui ce ne società, ammazza. come una volta c'era la società. Unione! Ora siamo tutti Cara, Voi Adriano, siamo tutti per uno, uno per tutti. unioni, No, ma non tutti solo questo, insieme. ci conosciamo da ieri, da poco, no? Da quasi 80 anni. Questo è uno Va di bene, Laus. questo è il nostro territorio. Russa, Pileci, Santa Margherita, Noi, tutti- e questi sapori li troviamo che a Gioia io- Samaria con molto piacere, perché
noi veniamo dalla campagna e alla campagna bisogna ritornare. È stato un grande piacere. Grazie alla bella Sicilia. Grazie a voi. Grazie. Io Con un sto pizzico di un peperoncino. po' più sotto, ma tutti vicini. Ci riuniamo tutti insieme. Maggiormente quando facevamo il pane, con il pane duro, ci mettevamo il pomodoro, l'olio, tutto, pensate per bene, e mangiavamo tutti insieme. Ora non c'è più nessuno insieme. Auspichiamo che Completamente. ritornino quei momenti quando tutti si riunivano. Io lo spero quei momenti. Però la signora veramente. dice il pane si faceva tutto insieme con tutti gli amici e parenti vicini, ma la cosa bella era che si conservava per una settimana dentro un cufino che Una ha fatto cesta Filippo fatta, lui, sì. va bene, con un bel canapone, e per una settimana tu mangiavi diciamo un pane favoloso, una goduria. I nostri grani antichi. Io a 12 i nostri- anni ho fatto il primo pane da sola. Ho fatto il pane. A 12 anni? Sì, ho cotto il forno e mia mamma dice oggi, era mia mamma, se tu oggi mi bruci pane, sono guai per te. E ho fatto un pane, Perfetto. una cosa spettacolare. E dopo c'ho zitto. E tanto da frumento che sommenavamo noi. Si trebbiava tutto, portavamo al mulino e poi facevamo il pane, ma si mangiava pane. Sì, abbiamo fatto vedere come si schiacciano, abbiamo fatto vedere come si condiscono, adesso vi facciamo vedere a dimostrazione che già sono pronte e li possiamo gustare. Con un po' di pane fatto in casa nel forno a legna E con il vino. e con il vino. Sto cercando di aprirlo, anche perché c'è un signore dietro le mie spalle che era mattinata che mi stuzzica ad aprire il vino, ma deve solo aspettare, perché gli faremo gustare un vero nettare del nostro territorio. E questo dicevamo è il pane fatto, Sì, in fatto casa come una volta, nel come forno a una legna. volta nel forno a legna, sì. Naturalmente. Pane E di io mi casa, permetto a olive. Filippo di chiedere quale grano antico avete usato. Noi Pezzasacchi, Turmenia o... in genere Turmini almeno dove vado a prendere la farina dicono così, grano siciliano, però Scusate, padrone di casa, che è lui, tu sei il bis. Padrone io e tutto tu, gli possiamo dare a bere all'amico nostro? No, assai però poco. Non assai, ho detto non a assai. picca picca. No, i drit. Sono i grandi momenti vissuti in Sicilia, con i brindisi, i sapori della nostra vi terra. Posso dire che questo vino è di 14 gradi, è un vino riservato Non c'è mai agli altro. amici dell'associazione San Giorgi Cavalieri. Figlio, pigliate il Va bene, bicchiere, forza, facciamo e un all'interno è stato sistemato, Vieni qua diciamo, con noi. con dei... Metti tu vino, non parlare sempre. Ma tu bevi? E qui abbiamo anche le nuove generazioni, anche in arrivo. No? Quindi possiamo gustare le olive condite come una volta alla Il vino un po' siciliana. meno in questo periodo, però le olive sì. Sentite il profumo anche oltre delle olive e del pane, che è veramente vedi, delizioso. cammina. Sentite anche il profumo Vabbè. di questo nettare. Scusate signora, prego. Io come potete vedere già Grazie. li sto gustando. Allora, non restante E di allora, salutare tutti gli Chi amici. chi è che non vuole vino si accomodi. Su Bella Sicilia la ricetta completa. Non mole vino se bevo l'acqua. Salutiamo tutti Sì, gli sì. amici di Bella Sicilia, un brindisi dedicato ai sapori della nostra A terra. bella Alla bella Sicilia, Sicilia. alle belle persone, e vi dico facciamo rete, perché abbiamo un territorio stupendo e possiamo veramente far gustare a chi ci viene a trovare dei prodotti unici, prodotti particolari. Cosa ne pensate delle immagini che avete visto? Lasciatelo scritto nei commenti. Ora vi prego di spegnere le telecamere e gustare Assolutamente. queste pietanze favolose. È proprio quello che faremo io e Daniele adesso. Un caro saluto. E a dopo, grazie. Ciao, bella Sicilia, bella Sicilia. grazie, grazie Bella della vostra Sicilia. presenza e per come vi spendete per il nostro bel territorio. E le olive sono davvero squisite. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Da Adriano e Daniele, alla prossima.